L'associazione culturale Il Cerchio compie 29 anni di attività, un'attività che sicuramente è stata interessante, intensa, un'attività culturale necessaria e importante per la nostra collettività. Eh sì, partirei quasi dall'ultimo, come mi è stato ora ricordato. Abbiamo inciso nel territorio in maniera determinante, non tanto e soltanto per la grande esperienza del Parco Letterario che ancora portiamo avanti e che produce molte attività sia culturali sia artistiche, e soprattutto ora già sono iniziati i lavori per la risistemazione di Piazzale Caos, finanziati dall'assessorato beni culturali di Palermo, regionale. Ma diciamo, ricorre un anniversario importantissimo, siamo quasi 30 anni di esistenza, è un'idea dei beni culturali che è nata nel 94, però nel 95 è stata sancita presso il notario di Agrigento, comparato. La dottoressa ci ha accolto, avevamo preparato tutti i documenti, eravamo una serie di professionisti ancora viventi, tranne una, la povera Maria Giovanna Cassaro, che purtroppo è scomparsa prematuramente e che è stata una delle anime fondatrici della parte soprattutto artistica e teatrale. Ha curato tantissimo questa, perché il Cerchio ha 5 sezioni: beni culturali, ambientali, lo sport, il turismo, lo spettacolo e la solidarietà sociale. E su tutta la provincia di Agrigento, compreso Lampedusa e Linosa, perché abbiamo anche dei dipartimenti territoriali: Bivona, le montagne, i Monti Sicani, la zona della costa, quella che ora chiamano la Costa del Mito. Ma tant'è che noi abbiamo subito tante azioni, le abbiamo fatte in silenzio per evitare di rompere la città, perché noi amiamo la città, come dice il nostro sindaco, noi amiamo la nostra città e quindi non intendiamo cercare di polemizzare, ma dobbiamo dire che in effetti le azioni terenziane nei confronti delle nostre idee di professionisti, come per esempio il grande Angelo Pitrone e tanti altri, che è inutile che enumero stamattina qui, saranno nel comunicato stampa, è un'azione che si è diffusa e ha dato ampio spazio a questo territorio che noi amiamo, dicendo che l'ambiente, il clima e tutto quello che c'è, la storia, l'archeologia, il paesaggio, sono cose che questa terra non può non manifestare, e per manifestarli attraverso non solo le risorse naturali, ma le risorse umane, che sono fatte dagli artigiani agli artisti e ai progettisti e agli operatori locali.